Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 si è verificata oggi alle 15:45 con epicentro localizzato a Ceneselli, in provincia di Rovigo. Al momento attuale la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Rovigo non ha ricevuto nessuna richiesta di soccorso. Qualche telefonata solo di persone che hanno comunicato di aver sentito la scossa. Sono escluse criticità, almeno per il momento, fanno sapere i Vigili del Fuoco. La scossa è stata avvertita anche nel veneziano, soprattutto a Mestre. Le strutture della nostra protezione civile stanno effettuando una ricognizione per verificare le eventuali conseguenze della scossa di terremoto registrata poco fa nel Rodigino. Lo rende noto il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. Dalle prime informazioni raccolte, la magnitudo dovrebbe attestarsi attorno ai 4.2 gradi, un valore che è inferiore ma prossimo alla soglia del danno. Al momento, dice Zaia, non abbiamo registrato particolari segnalazioni, ma la verifica della situazione in tutti i territori interessati dal fenomeno sismico è ancora in corso. Ringrazio per questo tutti coloro che stanno lavorando alla verifica. Cambiamo argomento. In data odierna, il Questore di Venezia ha disposto la sospensione della licenza di attività del pubblico esercizio Budapest Caffè a Chioggia per la durata di 15 giorni. Questo a seguito dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine, dai quali è emerso come all'interno del locale pubblico si verificassero ripetuti episodi di violenza, disturbo alla quiete pubblica, oltre che violazioni dell'ordinanza sindacale che era stata adottata per la tutela della civica convivenza. Non solo. Nella serata dello scorso 14 ottobre, 3 ragazzi minorenni di età compresa tra i 15 e i 16 anni sono stati sorpresi all'interno del bar mentre consumavano bevande alcoliche. Voltiamo decisamente pagina. È stato inaugurato questa mattina alla piscina comunale Marghera di Marghera il nuovo impianto di sollevamento per persone portatrici di disabilità fornito dall'azienda ULS 3. L'impianto, un sollevatore elettrico di ultima generazione, permetterà agli atleti con difficoltà motorie gravi di entrare e uscire dall'acqua con facilità e in totale sicurezza. Gli utenti della piscina verranno accompagnati a bordo vasca dagli operatori che, premendo l'apposito pulsante, attiveranno la discesa e la salita della seduta, consentendo, come detto, l'entrata e l'uscita dall'acqua. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.